Ecco qua come microfono, mi sembra di essere un anchorman da salotto televisivo. E signore e signori, oggi siamo all'altare del diavolo, detto in cimbro Altar Knotto. E già che ci sono, andrò a vedere anche l'Altaburg e dopo vi spiegherò meglio di cosa si tratta. Intanto vedete come da indicazione dell'itinerario sul sito dei miei amici di asiago.it. Ho lasciato l'auto alla curva del Tellale, spero si pronunci correttamente. Vedete appunto la punta Altaburg, 40 minuti, un stupendo punto panoramico verso la Valdastico, verso le piccole Dolomiti. L'altare del diavolo 50 minuti, sentiero 802, quindi mettiamoci in moto che sono già le 15:25, caspiterina. Finché mi sono messo in movimento, allora vi dico che oggi è il 2 aprile. Allora, nel mentre è iniziato a piovere abbastanza bene, come detto prima andiamo a vedere il punto Altaburg che vedete soli 5 minuti qua a sinistra. Poi si torna indietro e si va all'altare del diavolo che è 10 minuti in quella direzione. Aspetta che bella croce, oh. Non me l'aspettavo boh, così grande, così fotogenica, diciamo. Non vi dico lo spettacolo di essere seduto qui a strapiombo ed ammirare tutta la vallata dell'Astico, qualche virga nevosa verso le piccole Dolomiti. Spettacolo vero comunque. Qui davanti lo spettacolo dello Spitz, la punta proprio qui, dietro Campo Molon, il Monte Toraro, poi verso ovest il Pasubio, che meraviglia, innevato con dei raggi di sole, virgole nevose, senza parole veramente. Più in là si nasconde il Carega. Adesso altare del diavolo. Nel mentre che ho staccato il microfono perché ho sentito che produceva un leggero brusio, adesso come avete visto sono veramente vicinissimo all'altare del diavolo, che vedo benissimo da qui, e adesso in una manciata di minuti, 2 minuti sicuramente ci arriverò. Ed ecco alla vostra gentile attenzione l'altare del diavolo, in cimbro Altar Knotto, sempre spero che sia questa la pronuncia. Guardate con lo zoom in che equilibrio precario giace questo gigantesco masso. Veramente basta un non nulla per farlo crollare, non oso immaginare i danni che farebbe di sotto un masso di queste dimensioni. Guardate l'altare del diavolo con il panorama alle sue spalle. Non ho camminato, è un'escursione molto breve questa, cari miei. Adesso bevo un po' d'acqua perché non ho portato via nessuna provvista, tanto appunto l'escursione era molto veloce. E mi godo il panorama e dopo una settimana di lavoro, con la quotidianità che comprime la mia voglia di evasione, adesso mi godo per più tempo possibile questa bellezza. Insomma, adesso
Dicevo che vi farò due parole riguardo, ecco qua, all'altare del diavolo. Appunto è una formazione naturale, manco a dirlo, in cui le rocce più friabili si sono disciolte, diciamo, con l'acqua nel corso dei millenni, delle decine di migliaia d'anni, lasciando la roccia più dura che il gioco del destino si è ritrovata ad essere un blocco più solido sopra e uno più ristretto sotto, il che dà proprio questa visione impressionante. Leggevo appunto sempre sull'itinerario degli amici di Asiago It, aperta parentesi dico amici perché ogni tanto c'è qualche collaborazione, diciamo così, loro magari pubblicano foto mie, io pubblico il loro profilo nelle mie storie, nei miei post, quindi chiuso parentesi. Comunque questa è veramente una visuale che rapisce gli occhi, perché il paese di Tonnesa qui illuminato dal sole, praticamente tutto intorno c'è l'ombra e il paese di Tonnesa è proprio illuminato, baciato da quel raggio di sole, alle sue spalle molto più in là il Pasubio. Oggi non potevo pretendere un panorama migliore. Mi viene male andare via da qua, mi viene un senso di tristezza. Ed eccoci all'Alta Kugela. Vedete che carina conformazione ad arco, semi-arco. Ecco, qui siamo in fondo. Beh, che conformazione è più unica che rara, direi. Ecco qui, allora qui vedete appunto l'indicazione dell'Alta Kugela e qui c'è una doppia indicazione. Qui c'è praticamente la cartellonistica per tornare da dove sono arrivato e qui c'è il ritorno alternativo per la quarta strada e si arriva sempre nel punto dove ho lasciato l'auto, con 10 minuti in più però non ci sono problemi a camminare, quindi farò la strada alternativa come una buona tradizione. Eccola lì, arrivato alla escursione mobile, per non copiare la spasso mobile di Omero e Niccolò Balini. E proprio in questo momento si è aperta anche un'occhiata di sole. Ho preso qualche goccia praticamente per tutto il ritorno. Ecco, dunque alle 18:05 vi saluto con questa occhiata di sole, appunto, dall'alto dei 1137 metri della curva del Tellale. Io vi saluto, escursione nella prima parte fino all'andata, stupenda. Il ritorno ho voluto fare una strada forestale, non vi mostro gli scarponi perché sono indecenti, però un'escursione che merita, ho tanta roba, soprattutto la croce alla punta Altaburg, che panorama, ma soprattutto in proporzione all'altitudine e alle zone in cui ci troviamo, veramente eccellente. E niente, adesso riparto perché ci vorrà un'oretta a tornare da qua a casa. E grazie di aver guardato il video fino in fondo. E iscrivetevi al canale se vorrete vedere, appunto, come obiettivo percorrere tutte le cime della provincia di Vicenza, quindi prossimamente adesso con lo scioglimento della neve andrò a fare anche altre vette ancora non percorse. E niente, detto questo, niente, adesso vi saluto veramente e ci vediamo alla prossima.